Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, un po' roboante ma interessante, la magia non è per tutti. Ma prima di iniziare questo excursus, questa piccola pillola del vostro Marietto Veneziano, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare ormai nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo i magici arcieri Bertoldini su Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera il legale Marietto Veneziano coadiuvati dal grandissimo Milas teniamo un percorso esoterico gratuito. In più ultimamente, negli ultimi 2 o 3 settimane, la grandissima Hildegarde ha cominciato a fare qualcosa di particolare ogni sera alle 21 per proteggere l'Italia, un bel cerchio di fuoco, un bel muro di fuoco per proteggere l'Italia da questo periodo che è sotto attacco. Infatti vedete che i mainstream cominciano a dire chiaramente che questa situazione è come una guerra, ma detto questo il Marietto Veneziano continua la sua bellissima pillola. Allora io mi sono reso conto, cari amici, che molte persone hanno dei cancelli in testa o che e per magia non intendo la magia di basso livello, la magia da taglia il limone o metti, non so io, il sale di qua, il sale di là. Intendo proprio la magia salomonica, quella di alta magia operativa salomonica, che questo gruppo misterico di cui anche il grande Salomone faceva parte ha tramandato, ha lasciato uscire dal suo gruppo misterico. Ma questo perché? Perché effettivamente la magia salomonica la può solo raggiungere o avvicinare gente che l'ha già praticata nelle vite precedenti. Intendo dire sempre come mago operativo. Gli altri possono essere solo fruitori o simpatizzanti. E per esprimere questo concetto vorrei riprendere 2 cose. Uno è stato quando anni fa guardavo un signore che si chiama Paladino, che era un bravissimo divulgatore, una bellissima anima, e un giorno in una sua pillola ha detto veramente qualcosa di toccante e forte, e cioè ha detto: cari amici, voi, la maggior parte di voi nella prossima vita sarà preso dai maghi neri, vivrà nel basso astrale e andrà nell'inferno. E qui il grande Paladino ha detto una grandissima verità. Molti, e lo ripeto, molte persone che pensano che dall'altra parte raggiungeranno subito il tunnel di luce e vedranno gli angeli colorati avranno una brutta sorpresa. Questo lo dicono anche i cristiani evangelici, ma Paladino, che non era sicuramente un cristiano evangelico ma era un divulgatore esoterico di altissimo profilo, diceva una bellissima e grandissima verità. Molte persone che voi incontrerete purtroppo hanno dei cancelli nella mente che gli precluderà la possibilità di conoscere la magia operativa di alto profilo, e quindi automaticamente non potranno avere quelle protezioni che per fortuna hanno altre persone che se le fanno fare o le sanno fare. Questo perché? Perché se voi vedete già adesso che alcune persone su questo pianeta, su questo piano vibrazionale vengono attaccate in astrale, figuratevi dopo quando non potranno essere più agganciate a questo piano vibrazionale e quindi saranno liberi e schiave di queste entità. Vi faccio solo un racconto breve che il vostro Marietto ha vissuto circa a 8 anni. Allora a 8 anni io finivo sempre la scuola a mezzogiorno, correvo a casa, c'era una lunga discesa, arrivavo giù in fondo e poi mi toccava una scalinata di 175 scalini. E in quel periodo lì, verso mezzogiorno e 5, arrivavo giù all'inizio di questa scalinata, insomma ero piccolino, e c'era il capitano degli Alpini di Torino che mi aspettava. Stavamo lì a parlare 2 o 3 minuti, mi fermava, diceva: bambino, voglio parlare con te, e mi spiegava un po' com'era la vita. Io lo guardavo, lo ascoltavo come si può vedere un signore di una certa età, e lo ascoltavo più per rispetto, ma non riuscivo a capire niente. Ma un giorno
è bello che mi diceva che veniva apposta a Torino per parlare con me. E io abitavo a Torino, circa 300 km distante. Ma un giorno mi fece vedere una cosa. Mi disse: fermati bambino. Insomma, avevo fretta di andare a casa a mangiare. Mi disse: fermati bambino, ti voglio far vedere una cosa. E in quel momento lì io mi fermai e guardai cosa voleva farmi vedere. E a un certo punto fece uscire tutti quelli che abitavano nelle case adiacenti alla scalinata che mi portava alla mia, e vedevo che erano tutti rossi fiammeggianti, al che io mi voltai verso questo signore e pensai: cavoli, ho abitato su una scalinata di persone che erano dei supereroi, perché io, pensando che fossero tutti rossi e fiammeggianti, avevo come punto di riferimento i Fantastici 4, in cui c'è un personaggio che è la fiamma. E mi sentii sminuito perché vidi queste persone che erano tutti, ma dico tutti, fiammeggianti, con una fiamma rossa. Al che rimasi stupito, cavoli, volevo essere anch'io come loro. Poi fece vedere me e i miei genitori e vidi che erano di un bianco lucente, fiammeggiante, al che, un bellissimo bianco, al che io ero amareggiato perché pensavo di non essere come loro che erano supereroi, e noi, io, mia mamma e mio papà, eravamo dei sempliciotti bianchi luminosi. E rimasi un po' basito. E io dissi al capitano degli Alpini di Torino: ma voglio essere anch'io come loro. E lui mi disse di no. E poi mi disse però un'altra cosa: questi un giorno andranno nel paradiso di Brissago. E in quel momento lì lui alzò gli occhi al cielo e si mise a piangere. Quando io sentii la parola paradiso, come ogni bambino, dissi: voglio andarci anch'io in paradiso. Cioè pensavo che fosse un luogo di divertimento e dove la gente stava bene, ma pensavo che era proprio un posto fisico nella zona, no? A che lo dissi questa storia, lasciai questo signore e lo dissi questa storia al mio padrone di casa, che, tanto per cambiare, abitava su questa scalinata. E lui mi incominciò a portare durante il weekend al Luna Park, al circo, insomma in tutti quei posti dove si potevano portare questi bambini, sebbene lui fosse di un rosso fiammante e io di un bianco luminoso. Passarono qualche settimana, a un certo punto lui si arrese e mi disse: tu non puoi essere come noi siamo differenti da te. Sebbene mio padrone di casa era ricchissimo, ma io non potevo essere come lui. E rimasti un po' basito, perché già lui non riusciva, sebbene lui aveva 25 anni e io ne avevo 8, sicuramente sentiva questa differenza vibrazionale. Ma cosa successe? Successe che quando avevo 8 anni, in quel momento lì, il capitano degli Alpini di Torino mi disse: ho promesso a tua mamma che non ti farò mai vedere il paradiso di Brissago, però a 29 anni sarai in grado di poterlo vedere e lo vedrai. Al che arrivò all'età di 29 anni e io in quel periodo lì insegnavo informatica. Andai a sostituire una mia collega che insegnava a un direttore di un istituto per bambini, come si suol dire, gravemente malati, e questo istituto aveva la filosofia di Rudolf Steiner, seguiva questa corrente filosofica. Insomma, andai lì e capii cosa era il paradiso di Brissago. Non ho mai visto nella mia vita persone così purtroppo gravemente e con importanti lesioni mentali e fisiche. E in quel momento lì capii cosa voleva dire il paradiso di Brissago. Infatti il capitano degli Alpini di Torino mi disse che era il posto per gli esoteristi più pericoloso, nel senso che loro capivano che le persone che andavano lì erano proprio messe in un certo senso male e stavano lavando il proprio karma. A livello esoterico in Europa il paradiso di Brissago fa tremare tutte le gambette, per darvi proprio la dimensione. Comunque io capii quel giorno lì che cos'era. Infatti quando vidi alcuni personaggi mi misi a piangere e addirittura entrando in una stanza vidi una persona purtroppo gravemente malata che a un certo punto restai di ghiaccio. Quella persona quando mi vide, per fortuna mia, era legato con una catena
alla sedia a rotelle, cercò di azzannarmi. Io ero lì a 3 metri, restai di ghiaccio e pensai, se non fosse perché non credo nella reincarnazione, penserei che questa la vita prima mi ha fatto qualcosa di male. Comunque uscii da questo istituto, entrai nella mia macchina e cominciai a piangere e chiedere a Dio perché mi aveva fatto vedere una cosa del genere, perché era veramente troppo. A un certo punto, su questa macchina, mentre ero in macchina a piangere col finestrino abbassato, uscì dal giardino il mio ex padrone di casa, che praticamente quell'istituto lì era a 60 km da dove abitavo io precedentemente, uscì da dietro un'azalea, venne verso la mia macchina, picchiò una manata sul vetro e mi disse, mentre io piangevo ed ero disperato, è colpa tua se questi sono qua. Dopodiché se ne andò. Io rimasti ancora di più di ghiaccio mentre piangevo, perché dicevo, ma come fa a sapere questo qui che non ci vediamo quasi da 20 anni, come mai che sono qua? Morale della favola, questo è il racconto per dirvi che non tutti possono capire e conoscere e approcciarsi e avvicinarsi alla magia. Bisogna proprio una chiamata speciale. Detto questo, cari amici, questo è un piccolo racconto per farvi capire che se una persona pensa di camminare solo nella materialità e non avvicinarsi alla magia ed avere le protezioni adeguate, come dice Paladino, nella prossima vita si diventa schiavi dei maghi neri. Cari amici, il Marietto Veneziano ha finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare del Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!